Benvenuti alla spiegazione ed esecuzione del brano Can't Help Falling in Love. Allora, un altro grande classico, questa è una canzone che ha lanciato anche Elvis Presley alla sua epoca. E allora osserviamo il pentagramma, pagina 22, e allora due alterazioni, due diesis, e quindi sono Fa e Do. Quindi per due diesis possiamo considerare o la tonalità maggiore di Re, Re maggiore, oppure la sua relativa minore, Si, il sesto grado di Re. E andiamo a cercare prima e ultima nota. Allora, la prima, la melodia, Re, è già questo. Quella ultima, Re. Insomma, la tonica, quindi il primo grado della scala, di solito è la nota conclusiva. Di solito, però, è la nota conclusiva del tema e a volte anche quella iniziale. Vediamo quindi il primo accordo. Allora, mano sinistra, Re, Fa, La. Questo è il Re maggiore, insomma. E finisce Re, Fa, La, anche la sinistra con Re, e insomma. Vediamo comunque qual è la sensibile di Si minore, la settima nota della scala di Si, che è La. Vediamo se c'è un La diesis. Allora, all'inizio il La è naturale e anche abbiamo subito la terzultima nota, un La naturale. Quindi Re maggiore. Vi ricordo che questa analisi mi aiuta a capire la tonalità e quindi a tenere in considerazione quali possono essere gli accordi, anche se è tutto scritto, però gli accordi che posso incontrare nel corso della canzone. Mi aiuta un po' a memorizzare meglio tutte le posizioni. Allora, osserviamo quindi il tempo, 12 ottavi. Ecco, è un tempo diverso. Per il momento abbiamo visto tutti i tempi ternari e quaternari semplici. Questo invece adesso è un quaternario composto. Anche per questa circostanza vi invito a dare un'occhiata al paragrafo tempo nel mio manuale di pianoforte e tastiera, alla sezione teoria, oppure altri libri di teoria. In ogni caso, vediamo di capire. Ecco, si cambia il modo di contare. Allora, anziché contare i 4 movimenti con 2 parti per ogni movimento, 1, 2, 3 e 4, ho fatto senza tempo, adesso devo contare per ogni movimento 3 parti, perché i tempi composti appunto prevedono la divisione di un movimento in 3 parti uguali, in 3 suddivisioni. E infatti le osserviamo, le crome sono raggruppate a 3 alla volta e sono 4 gruppi da 3, ecco perché 12 ottavi. E quindi io a questo punto dovrò contare dividendo ogni movimento in 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi non conto i movimenti, conto le suddivisioni e in testa 4 volte 1, 2, 3. E allora la minima col punto, il Re della mano destra, vale 2 movimenti. Infatti vedete in corrispondenza dei 2 gruppi di 3 crome. Quindi 2 volte 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Re. Poi vediamo, il tempo lo vediamo dopo, ma adesso vediamo le note. Allora, mano destra, Re, La, seconda battuta, Re, pausa col punto, poi una pausa di croma e Mi, Fa, Sol. Ricordo Fa e Do diesis. Fa e Mi. Poi La, Si. Quindi mi sono fermato alla prima nota del secondo rigo, ma alla seconda battuta, cercando sempre quindi di rispettare la quadratura metrica della canzone. In questo caso, appunto, essendo una canzone, una song, di solito le battute vanno per multipli di 4 e non solo nelle canzoni. E quindi 1, 2, 3, 4, mi fermo sulla quinta battuta, che in questo caso corrisponde alla seconda del secondo rigo. Vediamo il tempo. Allora, abbiamo detto il Re 2 volte fin 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Stessa cosa per il La. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seconda battuta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Poi ho un 1, 2, 3 di pausa. Poi ultimo movimento, quarto. 1, 2, 3, 1. Quindi c'è un di pausa croma. Poi Mi, Fa, Sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Secondo rigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, terzo movimento, poi c'è una pausa di seminima che vale 2 crome, quindi 1, 2, 3 suono il La e 1 mi fermo sul Si. Andiamo al tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vediamo la sinistra. E allora note, Re, Fa,
la, re, fa e do diesis, la, fa, quindi è un accordo di re maggiore che sale e scende. Settima croma, attenzione, dopo la discesa, do diesis, fa, la, do diesis, la, fa, quindi questo era re maggiore che è diventato poi un rivolto di fa diesis minore, quindi cambiano le note esterne e al centro rimane uguale fa e la. Quindi seconda battuta, si, re, fa, re, terzo movimento, si, re, si, la al quarto. Terza battuta, sol, si, re, sol, sopra, re, si. Poi la, re, fa, la, sopra, fa, re, la, do, mi, sol, mi, do, la, do, mi, do, si, la, sol. E questa è la nota con cui inizia la quinta battuta. Allora, adesso andiamo a contare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ed è finita la prima battuta. Seconda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Attenzione alla diteggiatura, se no poi vi trovate storti e sbagliate le note. Terza battuta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quarta battuta, quindi siamo al secondo rigo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Occhio sempre alle dita, un po' più a tempo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Andiamo a mettere insieme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Più a tempo, più rapido. Andare poi più rapidi vi serve anche a fermarvi eventualmente su dei punti più ostici, e quindi se vedete una nota sbagliata, se sbagliate una nota, fermatevi su quel punto e ripetete più volte quel frammento, che può essere un frammento di 2 note, di 3, di 4, cioè dovete sbrogliare proprio il movimento fisico delle dita su quel tasto in maniera che vi venga poi fluido, quindi prima lentamente, poi velocemente. Andiamo avanti, siamo seconda battuta del secondo rigo. Allora le note, mano destra, si, do, re, cambio posizione, secondo sul mi, fa, sol, terzo rigo, fa, mi, re, e poi mi fermo sul re della 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e sì, della nona battuta. Volevo dire 9 subito perché ho detto sono multipli di 4, però occhio, non mi sembravano 9, allora le ho contate un attimo. Veniamo al tempo, quindi stiamo al si della seconda battuta del secondo rigo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Attenzione qua, c'è questa croma, vedete, legata. Quindi attenzione, il primo mi ne vale 2, quindi 1, 2. Poi abbiamo il 3, fa, che però si prolunga pure sul un, e poi 2, 3. Quindi ripeto, il terzo e quarto movimento, mi, fa e sol, col fa legato. Ognuno vale 2 suddivisioni, solo che chiaramente, per una questione anche visiva, il fa, anziché metterci una semiminima, per far corrispondere poi una nota sul battere, sulla prima suddivisione, allora si mette una croma legata, che quindi si prolunga sulla prima suddivisione dell'altro movimento. Ma ognuno vale 2 suddivisioni, quindi sono però 1, 2, 3, 1, 2,
3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Andiamo, terzo rigo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e poi di nuovo. Mano sinistra, le note, qua sono tante note, la mano sinistra lavora tantissimo. E allora, Sol, Si, Re, Sol, Re, Si, Sol maggiore. La, Do, Mi, Do, Re maggiore, Si, Re, Fa, Si minore, quindi quarto grado, quinto grado e sesto grado. Stiamo alla prima croma del secondo movimento dell'ultima battuta. Si, La, Fa, Mi, Sol, Si, Re, Si, Sol. Terzo rigo, si chiude la diteggiatura, si stringe la mano, le dita, La, Fa, Re, Fa, Sol, Mi, Do, La, Do, Mi, la settima, Re, Fa, La, Re, Fa, La, Fa, Re, La, Si, Do e poi Re dell'altra battuta, della nona battuta su cui mi sono fermato anche con la destra. Vediamo un po' a tempo. Allora, parto dalla seconda battuta del secondo rigo. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Naturalmente poi occhio alle legature e alle dinamiche. Mettiamo insieme 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Allora, contando ad alta voce, come avete visto, quel punto che vi ho indicato prima con la destra che ha quella croma a cavallo, quella semiminima a cavallo della terza suddivisione della prima, del quarto movimento, è un po' difficoltoso. Quindi qua attenzione, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Io continuo a insistere di contare ad alta voce, perché il contare ad alta voce vi aiuta a elaborare i movimenti da fare in un ordine ben stabilito. Quando poi siete più sicuri e contate a bassa voce, accelerando gradualmente vi rimane poi invece proprio l'effetto musicale che, combinato a quello meccanico di prima, insomma poi dà il suo risultato, però per effettuare preciso quel passaggio. E quindi andiamo un po' più a tempo la seconda parte, quindi dal secondo rigo, seconda battuta, quindi la parte nuova. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ecco, quindi se poi lentamente vi riesce di contare e invece velocemente no, è perché prende il sopravvento poi il lato musicale, l'aspetto musicale, e quindi a quel punto ormai che avete avuto certezza di dove suonare, perché contando vi siete dati un aiuto a ricordarvi dove suonare, a quel punto là poi magari potrebbe diventare molto difficile contare ad alta voce mentre si suona, e allora abbassate la voce oppure proprio smettete di contare. Tanto in questo caso le crome della sinistra vi stanno portando il tempo con molto agio. Allora, facciamo tutte e due quindi dall'inizio. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, Allora anche qua non ci sono
cose completamente differenti, e sono da sistemare alcuni punti, specialmente, ecco, per esempio la prima battuta della seconda pagina, al primo rigo, abbiamo dei passaggi, insomma, in cui le posizioni della mano sono insomma, da consolidare per bene, cioè, vedete bene la diteggiatura su quelle note. Vi voglio sottolineare che qua andiamo c'è una piccola trasposizione, una piccola modulazione, anzi no, modulazione, e andiamo in Fa diesis minore, che è il terzo grado, e quindi c'è un po' una piccola anomalia, se vogliamo così, perché di solito le modulazioni si fanno a toni vicini, si dice, cioè a tonalità che aumentano o diminuiscono di poco il numero delle alterazioni. Qua invece abbiamo aggiunto diverse alterazioni che troverete transitorie, quindi nel corso delle battute, Mi diesis, che poi è il Fa, il Sol diesis, insomma abbiamo un po' di note, però sono giusto questi due righi, quindi fate bene attenzione a questa parte, e insomma non c'è nient'altro da segnalare. Adesso passiamo all'ascolto.